Fiamme e tanta paura per le poche anime residenti al civico 15 di via Graviano, piccola traversa della scalinata Zuppardo che congiunge la via Garibaldi alle strette viuzze e cortili del centro storico di Agrigento. Intorno alle 21 di ieri scoppia un incendio in una delle case abbandonate e divenuta nel tempo discarica. I residenti dell'immobile adiacente, allarmati dalle fiamme, hanno immediatamente avvisato i vigili del fuoco ed i carabinieri recatisi sul posto per i dovuti rilievi. Ieri sera a che ore è scoppiato questo incendio? Alle 9, 9 e un quarto, una cosa del genere. Ma vi siete spaventati? Spaventate, chiamavamo i vigili del fuoco e vennero a sottrarre tutte le cose. Ma chi si è accorto dell'incendio? Mi chiamava sua figlia. Ma c'è stato uno scoppio? Che vi hanno detto i vigili del fuoco? No, scoppio, c'è stato fuoco. Quindi com'è nato il fuoco? Non Come è nato? non ve l'hanno detto. Ma dico, è una cosa strana visto che la casa è disabitata. Purtroppo qua sono tutti disabitati, non è che sono tutti disabitati.